Al Piccardo di Borzoli, Sestrese e San Pier d'Arenese si affrontano per la quarta giornata di promozione Girone A. Entrambe le squadre, appaiate a quota 3 punti, hanno portato a casa una sola vittoria alla prima giornata, per poi fermarsi nelle seguenti due. Arbitra l'incontro il signor Ventola della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Sorace e Delfino. Buona la partenza dei verde stellati che al quinto minuto si rendono pericolosi con Barabini, che di testa sul traversone di Moretti impegna Bulgarelli. Ma 6 minuti più tardi sono gli ospiti a portarsi avanti. Valcavi scivola, Fiorucci recupera e lancia in volata Ferrante, che a tu per tu con Cannavò lo salta e sigla lo 0-1 bianco-rosso-nero. Al 20° provano a reagire i padroni di casa con questo tiro da fuori di Morando, respinto in allungo da Bulgarelli. Al 24° ripartenza San Pier d'Arenese, Biagini serve in profondità Durante che si accentra e incrocia ma non trova lo specchio. Alla mezz'ora altra occasione Sestrese, Piroli salta l'uomo, si accentra e appoggia per Moretti che col mancino colpisce forte, ma il numero 1 ospite chiude nuovamente la saracinesca. Occasionissima che si ripresenta al minuto 43 quando Barbarini sfrutta un'indecisione difensiva, si inserisce e va giù. Per il signor Ventola è calcio di rigore, rivediamo il tutto. Dal dischetto si presenta Balestrino, portiere da una parte, palla dall'altra e risultato che torna in parità. Nel recupero doppia azione San Pier d'Arenese, prima Bruni fa partire il traversone, Capitan Chiarabini riceve, controlla e serve Costa che calcia centrale trovando Cannavò. Poi sempre il numero 7 in ripartenza sterza in area e va giù, ma per il direttore di gara si può proseguire, rivediamo il tutto grazie alle nostre immagini. Prima frazione di gioco che termina dunque in parità sull'1-1. Secondi 45 minuti che iniziano con i ragazzi di Mister Pitaluga rivoltati in avanti. Sarpa in discesa sulla sinistra arriva sul fondo, si accentra e cross atteso per Ferrante, che davvero bomber di razza ci mette il piede e sigla l'1-2 e la doppietta personale. Al 64° azione da Moviola, Ansaldo lancia lungo per Gioca che entra in area, controlla e va giù, ma poi come in precedenza anche in questa occasione si può proseguire. Al 70° la San Pier d'Arenese, galvanizzata dal vantaggio, schiaccia sull'acceleratore e prova allungo con questo tiro dal limite di Fiorucci che termina con deviazione sul fondo. Ma questo era solo il preludio al gol, che non tarda ad arrivare. Chiarabini dalla bandierina disegna un cross perfetto per De Simone, che apre il piattone e porta a 3 le reti biancorossonere. La Sestrese, provata dal risultato, non molla e ci prova al minuto 73 con questo bel controllo e tiro al volo di Gioca che termina alto. Ma all'80° la San Pier d'Arenese chiude definitivamente i giochi calando il poker. Capitan Chiarabini lancia lungo per Durante che sfrutta l'errore del giovanissimo Scarfò, entra in area e supera per la quarta volta Cannavò. Sestrese San Pier d'Arenese termina qui sul risultato di 1-4. Campanello d'allarme in casa verde stellata, terza sconfitta di fila per i ragazzi di Mister Carletti che si fermano al 13° posto. San Pier d'Arenese Corsara che ritrova i 3 punti e smuove la classifica salendo in 8ª posizione.